Sembra la sequenza di un film e invece è la realtà. Una gara clandestina fra moto e scooter con motori elaborati con tanto di starter. A lato della strada centinaia di ragazzini, nessuna misura di sicurezza adottata. A far scattare le indagini lo scorso settembre la segnalazione di un cittadino che aveva notato un via vai di ciclomotori nella zona industriale di Valla di Riese. Immediatamente sono scattate le indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, supportate anche da controlli sui social. E l'attività poi si è sviluppata parallelamente al controllo anche attraverso il monitoraggio di gruppi di messaggistica istantanea locali tra giovanissimi che appunto diffondevano anche attraverso l'utilizzo di locandine queste iniziative. E così 3, 2, 1, via. E invece di partire, i protagonisti della gara si sono dovuti fermare davanti alle macchine dei carabinieri. Siamo intervenuti in occasione di due gare, quella appunto dell'11 di settembre scorso e un'altra il 13 febbraio che abbiamo interrotto in entrambe le occasioni l'esecuzione proprio anche per preservare l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori. Al momento sono in corso accertamenti anche per verificare se anche nella vicina provincia di Vicenza sono state messe in atto iniziative analoghe. Identificati e denunciati in stato di libertà due minori, un 14enne ed un 16enne italiani, ritenuti i presunti promotori ed organizzatori delle gare di velocità con ciclomotori senza alcuna autorizzazione e vietate e sanzionate dal codice della strada. È stato fatto presente quello che potevano essere i pericoli a cui andavano incontro sia i partecipanti a bordo dei motocicli sia anche gli spettatori. Hanno compreso e ci hanno anzi aiutato ad intercettare, quindi impedire lo svolgimento di un'altra analoga manifestazione sempre nella zona industriale di Vallà di Riese che era stata programmata per domenica scorsa 16 ottobre. I profili social che avevano creato per reclamizzare le gare sono stati chiusi. I militari hanno parlato anche con le famiglie dei due giovanissimi. Si sono dichiarati sorpresi e anche in maniera sincera hanno espresso il loro rammarico. Però ecco, abbiamo trovato sicuramente una opera di ausilio anche nell'interrompere questa attività e un sincero pentimento da parte anche dei due giovani coinvolti. Identificati anche durante le gare una decina di ragazzi in prevalenza poco più che maggiorenni, originari delle province di Treviso, Vicenza, Venezia e Padova.